Avete fatto la differenza e vi siete, sì, uno può dire il lavoro, ma il lavoro fatto con cuore, anima e sentimento è una cosa che cambia notevolmente le cose, voi le avete fatte. Non so, da veronese mi sembra una presa d'atto più che una candidatura. Da diversi mesi infatti è al lavoro un grande comitato promotore per Verona, capitale del volontariato 2027. CSV, Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, il Comune, la Caritas Diocesana Veronese e il Forum del Terzo Settore Veneto. Questo è il comitato promotore che ha messo nero su bianco un qualcosa di veramente importante a livello scaligero. Sono infatti ben 1800 gli enti del terzo settore e oltre 6200 le organizzazioni non profit del territorio. Grazie per questo momento importante in cui noi oggi formalizziamo la candidatura di Verona Capitale Italiana del Volontariato 2027. È un'esperienza significativa che abbiamo costruito in questi mesi insieme a dei partner importanti come il Comune di Verona, la Caritas Diocesana Veronese e tutto il Forum del Terzo Settore Veneto, e crediamo che sarà un percorso importante per Verona che andrà, se tutto va bene, da dicembre 2026 a dicembre 2027, che focalizza il tema della partecipazione, il tema della solidarietà, delle comunità inclusive e il tema proprio della promozione della cultura del dono. Questa è l'idea di fondo. Verona è ricca, la provincia è ricca, ma anche tutto il Veneto è ricco, tanto che faremo una capitale diffusa che si diffonde nello spazio e anche nel tempo, perché per noi la cosa importante è prepararci prima con 6 mesi di confronti, arrivare all'anno ricco di laboratori ed eventi e poi dare un impatto anche su quello che è il futuro del dopo capitale. Verona ha una tradizione solidaristica importante, pensiamo a 1800 enti del terzo settore, di cui 500 ODV e quasi 900 APS. Consideriamo anche poi tutta una serie di esperienze che ha impostato il Comune come patti di sussidiarietà, esperienze di coprogettazione come i centri di comunità che abbiamo seguito anche noi. Considerate tutta una serie di consulte, dirà meglio anche il Comune, che operano sulla città e un numero molto alto, 1 su 10 volontari, siamo circa 85.000 volontari che vivono nella provincia di Verona. Ma consideriamo anche che quello che stiamo vedendo è l'attenzione e la propensione dei giovani ad essere partecipi in una forma diversa dal solito, da quello che è il volontariato strutturato e che conosciamo. C'è proprio un modo diverso di partecipazione. Noi vogliamo intercettare sia il volontariato tradizionale, ma anche intercettare tutto quello che è la forma nuova di volontariato attivo che vediamo fondamentale nei giovani. L'assegnazione annuale della Capitale Italiana del Volontariato nasce nel 2020 per promuovere la cultura del dono, valorizzare le esperienze virtuose di collaborazione fra enti, associazioni e cittadini e riconoscere il contributo del volontariato allo sviluppo locale e al benessere collettivo. Tanto perché come assessorato al terzo settore credo che diamo un bel segnale alla nostra città, è una città che sa fare rete con tutti gli enti istituzionali, con tutte le associazioni di terzo settore importanti che operano sul nostro territorio. Credo che questa candidatura dica tanto di quello che è Verona, che è capace di esprimere di positività e di supporto a tutte le persone. Diciamo che potrebbe essere anche una ratifica di quello che Verona ha nella sua storia, nel suo DNA. Noi come amministrazione fin dal primo momento abbiamo pensato e pensiamo che avere un assessorato che si occupi anche del terzo settore specificatamente credo che possa essere un mettere a sistema queste grandi energie che ci sono nella città. Il CSV ha questa possibilità di candidare la città a questa formalità, a questo riconoscimento, ha attivato un percorso di dialogo e questo è quello che a noi piace, l'idea di entrare in rete, in dialogo con le altre istituzioni, metterle tutte attorno a un valore che è quello del volontariato, della gratuità, dell'essere per gli altri, che Verona ha sempre rappresentato, ha sempre portato avanti, ha sempre tramandato e credo che su questo, questa volta lo stiamo dicendo a differenza magari di altre volte e credo che è anche l'occasione per ringraziare davvero tutte le energie che non solo in città ma su tutto il territorio di Verona danno tanto agli altri e davvero sono una tradizione che dobbiamo sentirci orgogliosi di rappresentare. È una sorta di riconoscimento perfino tardivo di quella che è stata una caratteristica di questa città, che davvero è stata tra il 7 e l'800 un centro di iniziative che partivano dal basso attraverso figure della società che hanno dato risposta a delle emergenze come ad esempio i ragazzi di strada, ma anche le malattie incurabili,
e hanno così potuto realizzare una forma di prossimità che ha fatto poi scuola. Il volontariato qui è nato in stretto raccordo sempre tra la società e la Chiesa e mi pare che ci siano tante situazioni che siano state precorritrici. Oggi siamo in una situazione in cui non è che ci sia meno bisogno del volontariato, anzi in un certo senso si è affinata la necessità di venire incontro a tutta una serie di solitudini che vanno dagli anziani, che sono, secondo quella percezione diffusa, la fetta più consistente anche in una città come Verona, che tra le città venete forse è quella che ha un miglior trend di giovani, e al tempo stesso però gli anziani rappresentano una fascia a rischio che va accompagnata, così come il mondo degli adolescenti e in genere dei ragazzi e delle ragazze in crescita che hanno bisogno di essere supportati.